vogliamo far capire ai bambini che la disabilità non è diversità e quindi vogliamo riuscire ad abbattere quelle barriere che ci sono quotidianamente, del fatto che si pensi che un disabile non possa magari fare certe cose, non possa giocare, non possa far parte di una squadra solo perché è disabile. Con la forza di volontà, qualsiasi sia la barriera fisica, in realtà si possono raggiungere dei grandi obiettivi, quindi comunque diventare qualcuno o arrivare ad alti livelli come giocatori, in questo caso che abbiamo invitato sia l'anno scorso della GS di Porto Torres che quelli di quest'anno. Da un contatto che c'è stato l'anno scorso con la società di Mammoiara è nata questa idea di fare qualcosa che vada al di là del basket giocato, quindi al di là del basket giocato che sia in piedi, che sia seduto, e quindi abbiamo coinvolto delle persone anche molto vicine al mondo del basket che l'hanno vissuto magari parecchio tempo fa, ognuno con le loro professionalità, con le loro competenze, e le abbiamo riunite in questa giornata. Aurora è una società che è nata 2 anni fa e che inizialmente aveva soltanto una squadra con ragazzi di diversa disabilità mentale e fisica, poi si è evoluta proprio perché è una vera e propria famiglia, a cui sono nate altre due squadre di normodotati. Il nostro obiettivo è di far avvicinare nuovi atleti con disabilità fisica e intellettiva. Sappiamo che ci sono molte difficoltà, però ci siamo resi conto che se inizialmente c'erano queste difficoltà, adesso sono le stesse famiglie che sono contente, che sono partecipi e che partecipano attivamente all'attività. Anche oggi sono venuti con noi e vedono comunque la felicità del proprio figlio, del proprio nipote, eccetera, eccetera. E questa per noi è molto più importante di un canestro segnato. Crediamo molto in questo evento, come in tutto quello che riusciamo a fare per programmare quella che è la legalità, passando tra l'educazione sportiva e anche quello della possibilità di socializzare grazie allo sport. Noi ci stiamo mettendo tutto quello che riusciamo, stiamo creando dei contenitori nuovi per poter accogliere i nostri ragazzi, affinché esattamente riescano a portare in sé quel messaggio che può essere anche trasmesso all'interno delle famiglie. Lo sport e la cultura sono 2 strumenti molto forti che abbiamo per poter crescere, per poter confrontarci con gli altri e sicuramente per portare avanti impegno in tutto quello che facciamo. È importante nella vita studiare, realizzarsi, impegnarsi nello studio, quanto nello sport è importantissimo allenarsi tutti i giorni e sacrificarsi. Non esiste un grandissimo giocatore che non sia allenato, non esiste nessuno scienziato che non abbia studiato. Credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Nel percorso della formazione di una cittadinanza consapevole, di una cittadinanza responsabile, di una cittadinanza che insegna a rispettare le regole e che dia testimonianza di questo, è imprescindibile l'utilizzo dello sport, del ricorso allo sport, oltre che per il benessere fisico e la salute, anche e soprattutto per il rispetto delle regole.
Si parla di sport, si parla di legalità, allora quale miglior testimonial di un cestista, ora avvocato? Sono dei temi molto importanti che aiutano a creare dei cittadini migliori per un domani. Sì, ed è per questo che molto volentieri ho accettato l'invito che mi ha fatto Marina Pisano, poi tramite lei la Pallacanestro Aurora, la società sportiva Aurora e la società sportiva Mammut di Mamoiada, di venire qui insieme a vecchi amici, vecchi compagni di basket a portare una testimonianza di quello che può essere, come posso dire, gli effetti poi di una vita spesa nell'ambito comunque della legalità e dello sport, perché lo sport è comunque uno degli ambiti umani più regolamentati e disciplinati, dove più è necessaria disciplina per uscire e quindi seguire le regole, insomma. Credo che adesso ci sia una crisi probabilmente di modelli di riferimento e di valori che iniziative come queste aiutano anche a risollevare. Io sono molto sensibile a questi temi perché insomma, ho sempre avuto un pugno nello stomaco quando vedo persone che devono affrontare veramente dei problemi come questo nella vita. Molte volte noi ci lamentiamo perché una cosa non è andata bene, perché abbiamo avuto quella disavventura, quel dissapore, quell'insuccesso. Invece ci sono persone che quotidianamente combattono contro dei problemi che sono veramente importanti e riescono a vivere, riescono a sorridere, riescono a fare sport e quindi sono probabilmente loro dei modelli da seguire. Claudio Spanu, qualche chilometro in macchina per arrivare a Mamoiada, ma ne valsa la pena perché è sempre necessario sensibilizzare sui temi dello sport e della disabilità. Guarda, chilometri fatti volentieri perché innanzitutto ringrazio veramente per l'ospitalità, quindi anche per questo i chilometri sono veramente fatti col cuore. Poi quando queste manifestazioni chiamano bisogna rispondere con il cuore, veramente mi ha fatto un piacere immenso venire qui. Ti sembra che la sensibilità nei confronti di questo tema nel corso degli ultimi anni sia aumentata, diminuita, sia stabile? Qual è la tua percezione? Guarda, nell'ultimo anno credo sia aumentata perché grazie a voi alle TV comunque è aumentata la visibilità dello sport paralimpico in generale, quindi credo che ora si stia conoscendo questo mondo nuovo, un mondo che vabbè sarò di parte bellissimo e quindi invito tutti a farne parte e a informarsi e a conoscere. Qual è l'insegnamento più grande che ti ha dato l'esperienza nel basket in carrozzino? Ma diciamo la motivazione e la determinazione, perché se uno vuole arrivare lontano deve allenarsi, invito tutti a porsi degli obiettivi e da lì vi toglierete grandi soddisfazioni. Chi ha delle disabilità parte sempre, come si dice, nei 100 metri un metro indietro, ma la determinazione che queste persone hanno nel voler superare quella che è la loro disabilità e molto spesso anche le loro paure, i loro limiti, crea una situazione, una specie di molla propulsiva che li spinge in avanti. Per loro non è più importante il fatto di avere le gambe o non averle, o avere delle disabilità o non averle, per loro è importante l'obiettivo e qualunque cosa si frapponga tra loro e quell'obiettivo loro riescono a superarlo perché hanno la volontà di arrivarci. Per stare in tema abbiamo cercato di toccare quelle che sono le motivazioni dei giovani, dell'adolescenza, quindi come tirar fuori dei valori dallo sport partendo da situazioni di disagio, ad esempio. Qua stiamo facendo questa bellissima giornata qui a Mamoiada, io vengo per esempio anche da Carloforte dove il basket era un po' il nostro pane quotidiano, quindi a volte lo sport ci deve servire
per diventare poi dei grandi campioni non solo nello sport ma anche nella vita. La seconda parte dell'intervento ho cercato di toccare un po' i tasti perché penso che si possa organizzare, fare un po' più di prevenzione. Io penso che con le scuole, con le società sportive si possa lavorare bene, perché ancora vedo nella mia attività di traumatologo sportivo, di consulente di tante società, tanti errori banali dati da leggende metropolitane, da miti da sfatare. Mi sono avvicinato a questo sport grazie a un amico che ho incontrato così, eravamo a vedere una partita del Cagliari dove mi ha detto se potevo andare a vedere un allenamento del basket in carrozzina che io neanche conoscevo che esistesse. L'ho provato e adesso sono 25 anni che ci gioco. Good afternoon, my name is Claudius Palm and I got a problem, a big problem. This is the right way. Allora, io praticamente faccio parte dell'Aurora Basket, faccio parte dello staff dell'Aurora Basket e lì ognuno di noi mette a disposizione quelle che sono le nostre competenze, le mette a disposizione della squadra. Per esempio Serena, la mia amica e collega, si occupa della direzione artistica dei ragazzi, io mi occupo del discorso della lingua inglese in campo e poi anche fuori dal campo quando organizziamo, in questo modo per cui il corto nasce da una costola di un progetto che era nato a Torino nel 2007, formazione del cittadino europeo. Una volta che abbiamo fatto parte dell'Aurora Basket abbiamo messo a disposizione tutte le nostre competenze, tra queste per esempio per lei la musica, per me l'inglese, per Alberto lo sport, gli allenamenti. Infatti il nostro motto è One for all for one. Per cui quando ci hanno chiesto di collaborare allora abbiamo messo a disposizione tutte le nostre competenze e abbiamo riadattato quel progetto formazione del cittadino europeo, l'abbiamo adeguato allo sport, quindi inserendo proprio anche la legalità che già era argomento principe nella formazione del cittadino europeo, quindi abbiamo scritto un cortometraggio riguardante appunto il furto di un furgone, c'è una situazione reale su tutto ciò che poteva succedere, cioè viene rubato un furgone, se sei all'estero deve essere in grado poi di essere operativo, fai la denuncia, quindi senza perderti d'animo, senza scoraggiarti. Se conosciamo le forze dell'ordine ci fidiamo, se ci fidiamo chiediamo aiuto, fondamentalmente è questo.